Un finanziamento specifico dedicato ai prodotti audiovisivi in lingua friulana. L'iniziativa è stata presentata oggi a Udine. Vediamo. Paolo Vidali, direttore del Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia. Oggi si presenta questo fondo aggiuntivo per l'audiovisivo. Chi può accedere? Possono accedere le imprese che hanno sede in regione e che appunto hanno intenzione di produrre un audiovisivo, un film, un documentario, un cortometraggio, un'animazione. È un fondo aggiuntivo perché il progetto deve superare in un qualche modo l'esame del comitato tecnico ed essere finanziato come qualsiasi altro progetto in italiano o anche in sloveno o in un'altra lingua. Il friulano viene considerato un valore aggiuntivo e quindi c'è un finanziamento ulteriore che quest'anno appunto è complessivamente di 50.000 euro. Il plafond quanto ammonta? Il plafond totale per il fondo audiovisivo 2022 è di 1.250.000 euro. Senta, direttore, chi vuole accedere a questo fondo deve rivolgersi all'Arlef? No, deve rivolgersi al fondo audiovisivo perché appunto deve presentare una domanda come negli anni precedenti con gli stessi requisiti al fondo. Poi il comitato tecnico valuterà anche con l'aiuto dell'Arlef per quello che riguarda l'aspetto linguistico se il prodotto, che è appunto finanziato già attraverso i meccanismi del fondo, avrà anche diritto a questo fondo aggiuntivo.